Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Per il prefetto e il sindaco, Catania è una città sotto controllo, ma chi abita nel centro storico convive con un senso di precaria sicurezza. Ultimi giorni di preparativi per le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia che si accingono a raggiungere Gaza sfidando Israele. Ieri cortei di solidarietà a Catania e a Siracusa. Morto il pastore ucciso a Scicli durante una battuta di caccia, ancora tanti dubbi sull'incidente. Niente medici, pochi infermieri e strutture sanitarie in affanno. Sulle difficoltà del sistema sanitario siciliano pesa molto la carenza di personale. Oggi a Palermo si celebra la patrona Santa Rosalia, tanti fedeli che risalgono il Monte Pellegrino per la tradizionale acchianata. Segesta svela i suoi segreti, dagli scavi riemerge l'aula del Tribunale medievale, con la tribuna del giudice e un complesso sistema di canalizzazioni. Calcio, il nuovo Catania si presenta a Palazzo degli Elefanti, fotoricordo sotto il Liotru. Grella e ho l'ora di trasformare il potenziale in fatti, il capitano Di Tacchio vicino al rientro. Ancora per il calcio, il Palermo ha un nuovo portiere, definito l'ingaggio di Michele Avella, affiancherà Joronen in attesa del recupero degli infortunati. Per il prefetto e per il sindaco, Catania è una città sotto controllo, ma cosa pensano i catanesi sul tema della sicurezza? Lo ha chiesto loro Roberta Lunghi. Catania è una città sicura, lo ha dichiarato il prefetto Signoriello. Per il sindaco Trantino in città non si ripropone nessuno scenario legato al passato, mentre i sindacati di polizia invocano più uomini e mezzi per la città. Ma i catanesi si sentono sicuri? Non tanto, non tanto. Perché? Secondo me la sicurezza va migliorata a Catania con un controllo del territorio. Non tanto. Perché, signora? Si sentono troppe cose brutte. A volte sì, a volte no, magari dipende anche molto dalla zona in cui mi trovo. La maggior parte cammino sempre accompagnato da amici o da parenti. Una pattuglia della polizia municipale sosta nel parcheggio, scenario dell'omicidio di Alessandro Indurre, mentre la percezione di sicurezza precaria degli intervistati riguarda in particolare proprio il centro storico della città. Ma in cosa si concretizza in particolare la preoccupazione dei catanesi? Sono i posteggiatori abusivi che possono essere un po' violenti. Più sicurezza, monopattini che sprecciano anche sul marciapiede, bici che ti arrivano, bici elettriche addosso, non ce n'è sicurezza. Non si capisce più niente, soprattutto a livello per esempio codice della strada. Devi stare attenta alla borsa, devi stare attenta ai posteggiatori, devi stare attenta a tante cose, devi essere sveglia. Catanese è sveglio. E poi c'è chi a Catania si è trasferito da poco e guarda con un filo di preoccupazione alla gestione di fatti gravi come le recenti sparatorie notturne. Sì, perché se non vengono prese un po' in tempo poi vanno a aumentare di gravità e poi la gente pensa che possano fare tutto quello che vogliono senza filtri. Il maggiore controllo del territorio per tanti darebbe più serenità. Il faro su Catania intanto si è acceso da parte della Commissione Nazionale Antimafia che sarà in città il 12 settembre. Anche a Messina si sono registrati ultimamente episodi di violenza. Un comitato di residenti chiede un presidio fisso delle forze dell'ordine. Francesco Triolo. L'ultima aggressione lo scorso 25 agosto, culminata con un tentato omicidio e l'arresto di 2 persone, ha riacceso i riflettori sulle condizioni di sicurezza di Piazza del Popolo. Lo spazio pedonale, recentemente rinnovato in pieno centro, è frequentato da tanti extracomunitari e vagabondi, in particolar modo la sera, che bivaccano lì e approfittano dei localini che vendono alcolici a basso costo. Commercianti e residenti, supportati dalla municipalità, hanno deciso di costituire un comitato spontaneo per dar voce al territorio e monitorare gli episodi di violenza per cercare di prevenirli. È una piazza che purtroppo non viene frequentata dalle famiglie come dovrebbe e sarebbe bellissimo se fosse così, ma viene frequentata da persone che purtroppo non fanno altro che bivaccare e poi sotto i fumi dell'alcol ovviamente si lasciano andare. Diciamo che adesso siamo reduci dal periodo estivo dove fondamentalmente il centro si svuota, il centro cittadino, però nonostante tutto, dato i recenti avvenimenti, abbiamo visto che
la criminalità, gli atti di violenza continuano a persistere. Gente che vagabonda, si ubriaca, litiga, sempre discussioni, cercano soldi da qualsiasi cosa, creando un disagio a chi abita qua, a chi ha un'attività, facendo sparire i clienti dalle attività, e le persone che stanno qua hanno un disagio anche a portare amici a casa, parenti a casa. Una situazione arrivata anche in Consiglio Comunale, con la proposta di vietare la vendita di bottiglie di vetro, ma soprattutto un presidio fisso di forze dell'ordine. Ultimi giorni di preparativi per le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, la missione umanitaria che si accinge a raggiungere Gaza sfidando Israele. Ieri cortei di solidarietà a Catania e a Siracusa. Orazio Longo. Pronti a partire con oltre 40 nazioni rappresentate a bordo. Gaza We Are Coming, recita il maxischermo. Le barche di Sumud Flottiglia partiranno domenica per la striscia di Gaza, con alcune navi attraccate a Catania e altre al porto di Augusta, mentre il luogo della partenza, originariamente fissato da Siracusa, potrebbe non essere più quello. Pronti per portare non solo un messaggio politico ma aiuti umanitari, dicono da Europa Verde Sicilia. La partenza delle navi è un atto concreto di solidarietà verso una popolazione che rischia la sopravvivenza ogni giorno. Per Alessandra Costante, segretaria della Federazione Nazionale Stampa Italiana, è un dovere essere presenti come giornalisti, perché a Gaza stanno morendo anche i testimoni, ovvero i giornalisti, ed è iniziato anche il training dei viaggiatori. Tutti i membri degli equipaggi da 3 giorni hanno fatto un training bello intenso, su una serie di cose, sia sulla sicurezza sulle navi, ma anche come comportarsi nel caso in cui vengono fermati, e quindi la risposta non violenta. In migliaia ieri hanno accolto l'arrivo delle imbarcazioni a Catania. La manifestazione ha visto muoversi un corteo dal porto fino al Castellorsino, dove sui torrioni svettava la proiezione della scritta Free Palestine. È morto il pastore ucciso a Scicli durante una battuta di caccia, ma restano ancora tanti dubbi sull'incidente. Veronica Barbarino. È morto questa mattina il pastore sciclitano Giuseppe Raimondo, di 45 anni, ricoverato da una settimana al Giovanni Paolo II di Ragusa per un delicato intervento al bacino. La sera del 22 agosto era stato raggiunto da colpi di fucile da caccia nelle campagne della periferia di Scicli. Subito operato d'urgenza a Modica, era stato poi trasferito a Ragusa, dove non è riuscito a superare le gravi complicazioni. Restano molti i lati oscuri da chiarire sulle cause dell'accaduto. È stato un incidente di caccia al cinghiale illegale finita male, o è stato un dissidio personale tra il pastore ora morto e il feritore? Sul posto c'erano altre persone? Si sa solo che a chiamare i soccorsi sia stata la madre della vittima. Poi è stato un susseguirsi nei giorni successivi di ipotesi che non hanno trovato conferme negli investigatori, come quella che a colpirlo possa essere stato un familiare. Oggi di certo c'è che l'ipotesi di reato non sarebbe più di lesioni, ma di omicidio colposo. Incidente stradale nella notte alle porte di Agrigento. Un 20enne, Giuseppe Vinti di Raffadali, è morto intorno alle 3 in contrada Cozzotari a Montaperto. Il giovane era al volante della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo, precipitando in un burrone, ed è in gravi condizioni. Il 19enne è rimasto ferito ieri sera nello scontro tra la sua moto ed una Fiat Panda. La Sicilia prova a tagliare le liste d'attesa in sanità e lancia anche i concorsi per infermieri e medici, ma intanto nel Trapanese va deserto un concorso per personale di pronto soccorso. Maglio Viola. Niente medici, pochi infermieri e strutture sanitarie che senza personale non ce la fanno. È una sanità in difficoltà, in affanno quella siciliana, e molto dipende proprio dalla carenza di personale. Nonostante i bandi di concorso, l'ASP di Trapani non riesce a coprire i posti di medico d'emergenza e di pronto soccorso. Un solo candidato ha risposto alla selezione per 50 medici. In passato il bando da 191 posti nella sanità trapanese aveva permesso di reclutare soltanto 10 operatori sanitari. Trapani è soltanto la punta di iceberg. A fronte di difficoltà per reperire personale ordinario, la sanità va verso l'apertura di case di comunità e ospedali di comunità previsti dalla riforma voluta con il PNRR. Entro marzo del prossimo anno ci sono da reclutare fra gli 800 e i 1600 nuovi infermieri, ma mancano le qualifiche richieste dalla riforma. Ora il Dipartimento regionale delle attività sanitarie ha scritto ai manager invitandoli a bandire i concorsi. 744 i posti da mettere a selezione, ma serve personale che disponga della nuova qualifica di infermiere di famiglia.
In Sicilia le università non hanno avviato i master dedicati agli infermieri laureati con diploma triennale. L'unico corso avviato è quello del CEFPAS, ma non è di livello master. Per la regione è sufficiente, ma il titolo master è comunque prioritario ed è probabile che i concorsi li vincano i formati altrove in Italia, con l'alto rischio di successive richieste di mobilità e posti che restano scoperti in Sicilia nel medio termine. In questo clima di lavori in corso, la Sicilia si ritrova ad essere indietro nella classifica di erogazioni dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. In Italia siamo penultimi e nel 2023 la situazione è peggiorata rispetto al 2022. La regione cerca adesso di correre ai ripari con un'altra circolare che obbliga i manager a istituire corsie preferenziali per esami clinici e diagnostici urgenti, un modo per tagliare le liste d'attesa e rispettare finalmente una legge troppo spesso ignorata. È atterrata all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo Ayeda, 2 anni, una piccola afghana affetta da una rara malattia genetica del fegato che richiede un trapianto urgente. Grazie ad una straordinaria rete di solidarietà che ha visto collaborare associazioni e la Regione Sicilia, Ayeda potrà ricevere le cure salvavita all'Ismet, un centro di eccellenza. Tornare in Afghanistan avrebbe significato la morte certa per mia figlia, ha detto la mamma. Sapere che saremmo arrivati in Italia è stata la notizia più bella della nostra vita. 3 operai sono rimasti feriti in un'officina meccanica a Palermo in via Villa Grazia. I lavoratori stavano installando un pistone meccanico in un camion quando sono stati investiti dall'olio bollente. Uno di loro, un 50enne, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale civico di Palermo. Gli altri 2 sono stati dimessi. Ed è stata interrogata ieri l'assessore regionale al turismo Elvira Amata, coinvolta per una presunta corruzione nell'inchiesta sui fondi per il turismo che vede indagato il presidente dell'ARS Galvagno. Ho risposto a tutte le domande che mi sono state fatte e ho massima fiducia nella magistratura. È l'unica frase dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata all'uscita dal Palazzo di Giustizia di Palermo. Giunta alle 15:30, l'esponente della giunta Schifani ne è uscita soltanto dopo le 18. 2 ore e mezza di interrogatorio condotto dai PM Andrea Fusco e Felice De Benedittis. La Amata ha spiegato tutte le conversazioni intercettate fra lei e Marcella Cannariato, ma non soltanto quelle. Le frasi che i magistrati interpretano come un patto corruttivo per l'assessore hanno spiegazioni di natura diversa. Era proprio lei, Elvira Amata, a chiedere di essere stata ascoltata dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini inviatole nell'ambito dell'inchiesta per presunta corruzione nella gestione dei fondi del turismo. Si tratta di uno dei filoni d'inchiesta nati dopo lo scandalo della mossa della regione a Cannes. Un altro filone riguarda il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Sia l'Amata che Galvagno a luglio sono comparsi davanti al Tribunale interno di Fratelli d'Italia. Mentre il presidente dell'ARS ha risposto alle domande dei probiviri, la Amata aveva chiesto un rinvio in attesa proprio dell'interrogatorio in procura, che doveva arrivare ai primi di agosto, invece si è tenuto soltanto ieri. Dopo le 2 ore e mezza di interrogatorio, adesso la procura dovrà decidere se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio, mentre probabilmente la Amata adesso tornerà davanti ai probiviri del suo partito, anche se questa audizione potrebbe slittare ulteriormente in attesa proprio della decisione della procura. La UILPA, uno dei sindacati della polizia penitenziaria, lancia l'allarme in Sicilia. Ci sono più detenuti e più carceri rispetto al nord, ma meno detenuti. La Sicilia conta più carceri e più detenuti della Lombardia, ma con un numero inferiore di agenti di polizia penitenziaria. La denuncia è del segretario regionale della UILPA, Gioacchino Veneziano, che sottolinea la necessità di rivedere con urgenza le dotazioni organiche del personale. Abbiamo voluto lanciare questo allarme al Dipartimento perché a breve dovranno essere assegnati come integrazioni 306 unità di polizia penitenziaria. Riteniamo insufficiente questa operazione perché tra il 2025 e il 2026 andranno in pensione circa 200 poliziotti penitenziari e 70 unità di polizia penitenziaria risultano all'interno delle carceri come dotazione organica, ma di fatto espletano servizi di scorte e al nucleo investigativo regionale. Secondo i dati diffusi dal sindacato, la capienza regolamentare degli istituti di pena siciliani è di 6.438 detenuti distribuiti in 23 carceri a fronte dei 6.148 della Lombardia, che ne ha 18. A fronte di numeri maggiori però l'isola dispone di un organico sensibilmente inferiore rispetto alla Lombardia. La sproporzione, evidenzia Veneziano, rende ancora più difficile il lavoro quotidiano negli istituti siciliani. Anche la dotazione organica è diversa. Noi
abbiamo meno 64 ispettori, meno 193 sovrintendenti e meno 26 agenti, cioè significa che abbiamo più detenuti e meno personale, o più carceri significa più posti di servizio. Aveva lanciato un involucro contenente droga e altri dispositivi elettronici all'interno del perimetro penitenziario del carcere di Piazza Lanza. L'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa e poi torniamo per parlare della festa di Santa Rosalia, patrona di Palermo. Oggi si celebra Santa Rosalia, patrona di Palermo, e come da tradizione sono in tanti i fedeli che hanno compiuto la cosiddetta acchianata al santuario di Monte Pellegrino. Marco Gullà. C'è chi ha scelto di salire al santuario per rendere omaggio a Santa Rosalia per una grazia ricevuta e chi per affidare alla sua protezione i ragazzi morti nel tragico incidente di lunedì notte. Oggi è Santa Rosalia e come da tradizione la sera prima in tanti, soprattutto fedeli, compiono l'acchianata, ovvero la salita a piedi verso il santuario di Monte Pellegrino che custodisce le reliquie della patrona di Palermo. Mia moglie, come ogni anno, l'ho fatta sempre io, però lei gli faccio prendere l'autobus, lei sale e io salgo per lei e vado a Monte Pellegrino, da Santa Rosalia. La grazia che io faccio a Santa Rosalia è il miracolo che mi ha fatto e che mia moglie adesso comincia a camminare perché prima non camminava. Un atto di fede e devozione, di gratitudine per la salvezza dalla peste, una richiesta di grazia per sé e per i propri cari, ma anche una tradizione. Un dovere di ogni cittadino palermitano portare questo piccolo sacrificio alla nostra Santa Protettrice. La pace nel mondo era al momento in primis. Pensiamo a Gaza, pensiamo all'Ucraina, pensiamo a queste nazioni che stanno soffrendo molto e non è giusto che avvengano queste cose in quest'epoca così moderna e poi ci lasciamo andare in questo modo come dei selvaggi. Un percorso di circa 4 chilometri con la benedizione speciale dell'arcivescovo. Come ogni anno, perché Rosalia continua ad attirarci e a darci la misura necessaria per la nostra città e per tutte le città e per la casa comune, la misura delle relazioni, che è quella di amare Dio perché ci possiamo amare di più. Santa Rosalia che ci dia a tutti di ritrovare la via di rapporti pacifici. Anche musica e spettacolo con oltre 150 artisti che si sono alternati nelle 4 postazioni lungo il percorso. Andiamo adesso a Segesta, dove il sito archeologico continua a svelare nuovi segreti. Segesta torna a raccontare la sua storia millenaria. Dalle viscere del sito archeologico riemerge un tassello prezioso della città medievale. Gli scavi della Scuola Normale Superiore di Pisa hanno riportato alla luce quella che sembra l'antica aula del tribunale, con la tribuna del giudice e le sedute in intonaco che piano piano riaffiorano. E tutto seguendo un filo conduttore affascinante, quello dell'acqua con canalette, grondaie, vasche e perfino un sistema di canali sotterranei che conducevano fino al Gymnasium. Questo è l'inizio di un lavoro che spero possa svelare ancora di più, ancora meglio, la grande porzione pubblica della città di Segesta che ha vissuto con splendori incredibili queste architetture. L'area si prepara ora ad accogliere il pubblico con visite guidate dentro lo scavo, una vera macchina del tempo capace di riportare i visitatori indietro nei secoli. Potrebbero confluire in una maxi inchiesta le indagini sullo scandalo dei siti sessisti in cui venivano pubblicate foto di donne senza il loro consenso, accompagnate da commenti volgari. Se ne parlerà nel Focus di oggi, subito dopo il telegiornale. In studio Eva Spampinato, ospiti il dirigente della Polizia Postale della Sicilia Orientale Marcello Labella e la content creator Ginevra Fenies, anche lei vittima della violenza sessuale digitale, che racconterà la sua storia. L'appuntamento è alle 14.30 dopo il TG in streaming su siciliaweb.it. Messaggi al 342 745 5005. Torniamo tra poco con la pagina sportiva.
Oggi la presentazione del Catania al Palazzo degli Elefanti davanti al sindaco trentino. Per Grella è l'ora di trasformare il potenziale. Infatti il capitano Di Tacchio è pronto al rientro. Marco Carli. Caturano che abbraccia un giovane tifoso, Ierardi che firma una maglia e un supporter che sostiene Cicerelli dopo il rigore sbagliato. L'atmosfera che si respira attorno al Catania è di quelle giuste. La squadra capoclassifica sotto la statua dell'elefante con il sindaco trentino sorridente che sfoggia la maglia numero 1 e l'assessore allo sport Parisi, insieme ovviamente ai dirigenti e lo staff con in testa il vicepresidente Grella e il tecnico toscano. È stata presentata nel Salone Bellini la squadra della stagione 2025-2026. Questa città ha grande potenziale e 4 anni che parliamo di potenziale, è arrivato un momento di trasformare potenziale in fatti. In società l'aria è cambiata tanto, non c'è una persona che può vincere da solo. Questo club avrà successo se si continua su questo binario della collaborazione. E questa collaborazione è legata anche ai nostri rapporti con il comune. I protagonisti sono stati chiamati uno alla volta, stretta di mano col sindaco e una serie di applausi per tutti i giocatori, a partire dal capitano Francesco Di Tacchio. È un orgoglio, una responsabilità, però sono orgoglioso di poter rappresentare questa squadra, questa città, questa società e niente, cercheremo di regalare una gioia importante a questa città. Per quanto riguarda il mio stato fisico sto bene, ho iniziato a fare lavori con la squadra per cui presto sarò parte del gruppo al 100%. Sono quasi pronto, se non è questa sarà la prossima, per cui non vedo l'ora di rientrare e dare una mano a questo gruppo. Michele Avella, il nuovo portiere del Palermo, affiancherà Joronen in attesa del recupero degli infortunati. Marco Gullà. Il Palermo ha scelto chi affiancherà Joronen per le prossime settimane durante l'assenza forzata di Bardi e Gomis. La scelta del direttore sportivo Osti sarebbe ricaduta su Michele Avella, classe 2000, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Brescia. Le possibili alternative potrebbero essere Alessandro Berardi e Luigi Sepe. La situazione non è semplice, serve subito un vice affidabile per Joronen, ma una volta rientrati Bardi e Gomis, attesi tra novembre e dicembre, il nuovo arrivato scivolerà inevitabilmente al quarto posto nelle gerarchie. Proprio per questo il club si è orientato su un profilo particolare pronto a garantire esperienza e disponibilità immediata. Avella, rimasto senza contratto dopo la mancata iscrizione del Brescia ai campionati professionistici, sembra ormai vicino alla firma. Il Palermo ha intanto ripreso ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato che sarà il 14 settembre a Bolzano contro il Südtirol. La sosta permetterà al tecnico Pippo Inzaghi di lavorare ancora sull'assetto della sua squadra in vista della ripresa. Dal mercato degli svincolati il Siracusa ha preso l'attaccante Parigini. Sabato il Trapani cerca conferme contro il Sorrento sul neutro di Potenza. Sergio Colosi. Lo svincolato Vittorio Parigini, 29 anni, è il nuovo attaccante del Siracusa. L'accordo è stato raggiunto su base annuale. La scorsa stagione ha militato in Serie C tra Spalle e Audace Cerignola. Domenica sarebbe ex della partita, ma difficilmente sarà convocato dal tecnico Turati. Seduta pomeridiana per gli azzurri che sabato mattina partiranno per la Puglia. Parigini, calciatore d'esperienza con la valigia sempre in mano, ha disputato 20 partite con 6 gol nella nazionale Under 21. Presenza in Serie A con Chievo, Torino, Benevento e Genoa e in B con 8 club. Rottura del menisco invece per un'altra punta, l'argentino Molina, infortunato durante un allenamento. Nelle prossime ore intervento chirurgico che chiarirà i tempi di recupero, forse inferiori ai 2 mesi. Domenica possibile esordio dall'inizio per Damian, presente in panchina nella gara persa contro il Monopoli. Trasferta anche per il Trapani che sul neutro di Potenza si misurerà contro il Sorrento, fermo per infortunio Nicoli che salterà la seconda gara consecutiva. E già nel gruppo l'ultimo acquisto, il difensore Motok, improbabile la sua convocazione per sabato, linea di continuità nelle scelte di Aronica che confermerà in blocco l'11 che ha battuto il Latina. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al nostro focus dedicato all'ultimo scandalo sui siti sessisti. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.